Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti al campo comunale di Elmas. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Mattia Massidda. È uno scontro diretto importantissimo quello di oggi tra Coscagliari e Tortolì. Ancora Contu, può metterla in mezzo, finisce a servire il compagno, la palla colpita di testa da Vincis. Posta, occhio qui intanto da Vincis, l'imbucata verso Pasquale! Eccolo! Il gol del Tortolì, forse meritato, che passa in vantaggio con Pasquale, 0-1 a Elmas. Fischia l'arbitro. Va con tu. Non la prende Pillittu, alla seconda sì, in due tempi riesce a bloccarla. Su Pasquale, infatti arriva il recupero di Vincis, la tocca dietro, Serra vede la porta libera, ne approfitta Serra dall'uscita di Pillittu, il raddoppio del Tortolì che poi va a esultare sulla panchina. 0-2, va sul sinistro, si accentra, cambia lato da Serra, stop, Serra in aria, va sul sinistro anche lui, rigore, calcio di rigore. Serra contro Tangianu, fischia l'arbitro, parte Serra, spiazza Tangianu, riapre tutto il CUS, 22 minuti sul cronometro, 1-2. Baldussi, secondo palo, il colpo di testa di Ferri a far da sponda sul secondo palo, non ci arriva. 2 adesso che può mandare Contu da solo contro il portiere, Contu in area di rigore, Contu alto, schietto in bocca per l'arbitro, fischia 3 volte, finisce Coscagliari Tortolì, Tortolì sbanca ad Elmas,